Sindaco, un ordine del giorno è stato proposto come associazione Ali per i comuni proprio relativamente a questa emergenza del caro bollette. Cos'è che si può fare? Ma si potrebbe fare tanto e si deve fare tanto. I comuni rischiano il default. Come associazione Ali Autonomie Locali, associazione da sempre impegnata per il riscatto democratico dei comuni, abbiamo posto il tema con grande forza. Lo abbiamo posto prima come ANCI, ora come Ali, perché il caro bollette è diventato un tema importantissimo. Siamo in fase di redazione di bilanci di previsione e i costi dell'energia elettrica sono schizzati alle stelle. I comuni non sono nelle condizioni di poter portare avanti queste spese insostenibili, intollerabili, e allora abbiamo presentato un ordine del giorno che stiamo votando in tutti i consigli comunali per chiedere al governo che possa intervenire con forza per dare dei ristori agli enti locali, che possano essere dei ristori che possano in un certo senso intervenire sulle spese di sostentamento per gli enti locali stessi. So che tutti i comuni, anche il vostro, a Santo Stefano, si stanno mobilitando in favore all'accoglimento dei rifugiati, dei profughi dell'Ucraina, un momento sicuramente molto difficile per tutti. Assolutamente, già siamo partiti con una grande prova di grande generosità e di solidarietà. Le associazioni locali, l'associazione Via delle Rondine con la raccolta degli indumenti e il materiale che si è raccolto in questi giorni. Da un punto di vista istituzionale, tramite la Prefettura e il Ministero ci siamo attivati. In questi giorni stiamo raccogliendo i medicinali che necessitano per i bambini e per i profughi, stiamo raccogliendo anche la disponibilità degli alloggi, degli appartamenti sfitti. Ho dato senza se e senza ma la disponibilità alla Prefettura per accogliere i tanti ucraini che scappano da questa drammatica guerra.